Scheherazade però è anche un novello Ulisse, no? Perché c'è un'odissea. Una lettura. C'è un'odissea appunto che viene raccontata e prima ancora vissuta da questo protagonista, ma abbiamo appena solo citato, vorrei che tu la inquadrassi un po' meglio, invece il personaggio femminile, no? La donna che adotta il nostro giovane ungherese caraibico, questa marchesa, no? Questa marchesa du Marchand, questa Beatrice, ex prostituta, che è una donna dalle mille risorse, una donna che rinasce continuamente, si reinventa continuamente e non ha paura di niente praticamente, non ha paura di nulla. No, infatti proprio perché l'ambientazione non è un caso, infatti, no? Cioè, nel senso, un luogo di estrema povertà, poi negli ultimi anni il Venezuela è stato oggetto di una crisi economica bella grossa. Sostanzialmente è, come dire, figlia dei tempi, o almeno dei suoi tempi, porta un nome importante perché appunto, come sappiamo tutti, era l'amata di Dante, l'ho decontestualizzata e portata in un sistema, se vuoi, esattamente drammatico, definirei, però facendo, appunto, portando un mondo di ironia. È una donna dalle mille risorse, come credo siano le donne, e ricca dentro, e quindi si reinventa continuamente, quindi parte dal basso per arrivare all'apice. Sì, in effetti appunto il lavoro più antico del mondo su cui si interrogavano i bambini e non sapevano, senza darsi una risposta. Appunto, qui ci troviamo di fronte a persone che mangiano topi e persone che mangiano topi in un ristorante di classe, quindi c'è questa contrapposizione di mondi che, se vuoi, possiamo riscontrare anche nella nostra società. Beatrice, che direi, è una donna comunque ricca, proprio appunto desiderosa di scoprire, e questo le consente appunto di salire di grado, ma non fermarsi come dire, alla pura estetica. Quindi adotterà questo bambino e gli darà la possibilità di accedere alla conoscenza, che forse è appunto lo spirito della trasmissione del sapere, che non dobbiamo mai dimenticarci noi che facciamo questo lavoro. Insomma, si dona molto ed è importante che venga fatto. Ti ho risposto in qualche modo alla domanda? Sì, beh, poi insomma non è che possiamo raccontarvi tutto il libro, perché ci piacerebbe che lo scopriste e lo leggeste con piacere come ho fatto io. Parlavamo delle citazioni, no? Parlavamo degli echi letterari, ma anche della cultura pop. Allora è molto divertente vedere come si incontra, non so, personaggi come il cacciatore Rummenigge, oppure si incontrano le musiche di Cristina D'Avena, ma anche musiche molto più colte, oppure echi hemingwayani come Una corsa dei tori a Pamplona, insomma. Secondo me questo libro deve essere letto 2 volte. Allora, la prima volta andando dietro alla storia e la seconda volta gustandosi tutti questi echi, queste citazioni, queste rimembranze che sono di vario genere, insomma, molto molto ricco. E poi c'è anche un eco kafkiano, perché a un certo momento arriva un topo gigante che sarà quello che rivelerà la verità, ma io non vi posso dire qual è, ovviamente, perché anche Apuleio, che fu il primo ecco. a citare le metamorfosi, appunto. Certo. Ovviamente l'animale era diverso, ma no, sicuramente c'è questo continuo rimando in un gioco letterario continuo all'alto e il basso, alla tradizione, alle tradizioni, alle leggende, ai libri della storia importanti, appunto come citavamo prima Don Chisciotte, che viene anche scomodato, c'è Kafka sicuramente, c'è Hemingway di Fiesta Mobile, ci sono i consigli di scrittura di Gertrude Stein, sì, perché poi questo, come vi dicevo all'inizio, è un libro che parla delle mie passioni più sincere, che appunto sono la letteratura, la musica e il cinema, e ci confluiscono tutte. Cioè, sostanzialmente il bambino, in questa sua continua odissea, questa peregrinazione semi-psichedelica che appunto scomoda favole, Lewis Carroll e tanto altro, scopre questa vocazione in un certo senso, perché man mano che si accede alla conoscenza si scopre anche la possibilità di cimentarsi appunto con l'opera letteraria, il gioco letterario e tutto, e quindi in un certo qual modo, grazie agli amici della contessa, va a ricercare appunto questi maestri, va a cercare
zio Alberto, che altri non è che Albert Camus, che vive in Algeria, è solo che la sfiga lo porta a Orano proprio ai tempi della peste, romanzo di Camus che vinse il premio Nobel, e quindi un altro rimando ai topi, e lì si confronta con la vita, con la morte, con la verità, il dottor Rieu, che è un personaggio fondamentale ed eccezionale, mi permetto di dire. Poi appunto incontrerà M e che lo porterà a Pamplona, e insieme faranno questa corsa davanti ai tori inferociti. Ma ovviamente è bello alticcio, e tante altre cose che si, come dire, intervallate ovviamente in un montaggio di flash forward e flashback, con la vita della contessa che intanto procede in maniera sempre più, come dire, thrilling, fino a, come dire, una soglia di consapevolezza in cui il bambino comincia a diventare, tra virgolette, adulto. Mi permetto spesso di giocare, diciamo che questo è il mio libro più autobiografico proprio per la sua incredibilità, ma d'altra parte chi mi conosce sa che la mia vita è abbastanza simile. No, poi è un gioco letterario inevitabilmente, nel senso che, come dicevamo prima, il Telltale ti consente di sperimentare molte cose, quindi di avvicinare il lettore con questa voce familiare, la voce è quella del bambino sostanzialmente, ma che è allo stesso tempo un narratore onnisciente, perché ovviamente è anzi iper onnisciente, mi permetto di dire, in quanto è già a conoscenza della storia, e qui posso scomodare Ecco con Il nome delle rose, insomma è quello stratagemma, e racconta questa storia a posteriori, ma è una storia talmente, per usare le parole di Bianca che chiudono il libro, e che sta un po' la chiave di questo libro. La storia è interamente vera perché l'ho immaginata dall'inizio alla fine. Credo che sia proprio il condensato sia del pensiero di Vian sia di questo libro che lo omaggia, nel senso che i fatti sono talmente reali da risultare praticamente veri. Quindi noi dobbiamo credere a questa storia o no? Assolutamente. Quindi insomma è un narratore credibile il nostro Cospic o De Novo. Ma diciamo che se da un lato è un esperimento di affabulazione totale, appunto con l'ipertesto, dall'altro è anche un modo di passare il tempo, un po' come dicevi tu, alla ricerca di citazioni, di confronti. Cioè io mi auguro un po' che sia visto appunto come uno spunto per leggere altri libri che magari non abbiamo ancora scoperto, e che io ho avuto la fortuna di incontrare il mio percorso di narratore, di studio, perché poi è quella l'idea, no? Sostanzialmente la trasmissione del sapere, quindi tu che l'hai letto sai già come va a finire. Non lo dirò mai. Comunque adesso in questo momento, ma pensa, non ci avevo ancora pensato, De Novo è il nome di un gruppo musicale catanese che poi si è smembrato, adesso c'è Madonia, no? E poi c'è anche un altro che fa, adesso non mi viene in mente il nome, che è andato anche a Sanremo. I De Novo sono stati Mario anche Venuti. a Mario Venuti, bravo, che io li ho conosciuti tra l'altro perché siamo stati a Catania a casa loro tanti anni fa, quindi non è voluto questo De Novo. No. In realtà siccome lavora nel mondo musicale, mi è venuto in mente adesso. No, è che ci serviva, cioè mi serviva un nome che indicasse l'interazione, sì, il fatto che di nuovo, cioè, così come Mario era stato l'homo novus di questo, Costi, cioè, come dire, l'alter ego di De Novo. Infatti il gioco va avanti fino alla fine, però non posso svelare queste cose. Non si deve, anzi non si deve. Dovete sapere, sì, mi permetto, ma solo perché non c'è più questa cosa. All'epoca, quando avevo creato il romanzo e tutta la struttura, era nato perché ero affascinato da Mark Danielewski, che ha scritto Casa di Foglie, non so se vi è capitato di leggerlo. È un libro veramente horror sostanzialmente, in cui viene ritrovato un manoscritto e ci sono pezzi di carta che sono fotografati, cioè nella prima edizione, almeno questo non so nella nuova edizione che è stato riacquisito adesso, e devi continuamente girare il libro con caratteri completamente diversi, cose scritte a mano, con questa casa che invece nel racconto parallelo cambia continuamente forma, e da lì
ero stato talmente colpito da questi frammenti e avevo ideato che il libro fosse ritrovato addirittura da questo De Novo, però poi per problemi legati proprio al mondo editoriale l'abbiamo semplificato perché cioè, ovviamente conteneva forte ironia verso gli editori e la contiene anche adesso. Allora, c'è qualcosa che non ti ho chiesto, qualche aspetto che vorresti mettere in luce che magari mi è sfuggito, che vuoi così illuminare? Non me lo ricordo. Credo che hai degli appunti là. Sì, perché volevo colpirvi. No, diciamo che la cosa a mio avviso bella per me è stato comporlo pensando a dei personaggi già esistenti della nostra tradizione, quindi accostare gli elementi di cui parlavamo prima, sia la musica che il cinema, c'è anche Pulp Fiction in certi punti, ma addirittura della tradizione letteraria, facendoli però, come dire, combaciare con la storia in certi momenti. E devo dire che è stato veramente un esperimento piacevole perché appunto come tu dicevi io cambio spesso registro, stile e in questo caso mi sono molto divertito come dire, a studiare proprio se la storia stesse in piedi, cioè ci ho passato parecchio tempo per comporlo perché è proprio come mi piace citare i fiamminghi nelle composizioni fiamminghe del 400 in cui spesso in una composizione polifonica venivano inserite delle citazioni di opere precedenti proprio per omaggiare i maestri ed è un po' quello che ho fatto io, poi alcuni ahimè non lo sapranno mai purtroppo. Beh, non deve essere stato facile mantenere insieme tutti questi fili che si intersecano, tutte queste avventure e riuscire a compattarle, insomma, a tenerle. Poi, anche perché sono 160 pagine, quindi è tutto molto molto denso, assolutamente denso. Volendo avresti potuto fare un volumone della Mole di Shantaram, perché con tutto quello che vive, sperimenta, soffre e attraversa il nostro cospico De Novo, insomma, avresti potuto, volendo, abbondare, no? Invece è molto asciutto da un certo punto di vista. Perché ci riserviamo gli effetti speciali per i prossimi volumi. No, in realtà ho già scritto il sequel e prevedibilmente ci sarà anche un successivo. È che ovviamente cambia anche lì il registro, sebbene ovviamente diventi una citazione del precedente, quello nuovo. Anticipo solo che ci sono in scena Dante che viene clonato e Dio. Sì. Come una sorta di Dio esiste e vive a Bruxelles, più o meno. Sempre, è un film straordinario, se non l'avete visto andate a vederlo. Più David Foster Wallace e i dialoghi tra le spie, non so se ti ricordi La scopa del sistema in cui ci sono le due spie appostate sopra il mondo.